Buonasera da Leandro Maggi, buonasera da Ariano Nel Polesine. Oggi presentiamo due talenti musicali. Al violino Giulia Alessio, donata ad Ariano Nel Polesine, e al pianoforte Francesco Paganini. Ascoltiamo il curriculum di questi due artisti, in particolar modo della nostra concittadina polesana. Giulia Alessio dice di essere nata in mezzo alla nebbia, pur essendo stato un lunedì di luglio, c'era comunque nebbia. Si è diplomata in violino al Conservatorio Statale Antonio Buzzolla di Adria e poi è andata a studiare ancora il violino a Firenze e in Svizzera. Per 10 anni ha lavorato in diverse compagini orchestrali, fra cui Orchestra Giovanile Italiana, Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, creata e diretta da Riccardo Muti. Ed ora il curriculum di Francesco Paganini. E perfezionamento strumentale presso il Conservatorio della Svizzera Italiana. Ha vissuto successivamente in Argentina e in Bolivia, realizzando vari progetti, tra i quali la fondazione del Conservatorio di Musica di Sucre. È docente di pianoforte e pianista e attualmente vive in Toscana.